nostra mano si chiama pistis, cioè fede. La fede, fiducia in Dio che salva. L'Auditorium di Orsi di Conegliano ha visto il tutto esaurito per la presentazione del libro L'alfabeto di Dio del cardinale Gianfranco Ravasi. All'età di 81 anni il cardinale Ravasi è il più noto biblista italiano, nonché presidente emerito del Dicastero per la cultura e l'educazione, un uomo di fede, ma anche di grande spessore culturale. In modo chiaro ed esaustivo, il cardinale Ravasi ha presentato il contenuto del suo libro, incantando la platea che per circa 2 ore è rimasta ad ascoltarlo in devoto silenzio. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Vedete, la creazione, la parola creatrice, vedete, non si ricorre, come accadeva nelle letterature antiche, l'essere creato è frutto di una lotta tra il Dio dell'essere e il Dio del nulla, il Dio Marduk e il Dio Tiamat nelle culture mesopotamiche. Non è neppure una fatica, un lavoro, è semplicemente una parola. Per cui vedete che la parola è l'analogia, è il modo di dire Dio in maniera perfetta nella sua opera di creatore. E noi sappiamo che questa parola, la parola, anche in una maniera limitata come la nostra, ha questa potenza creatrice. L'alfabeto di Dio è una sorta di piccolo dizionario biblico che raccoglie, analizza dal punto di vista etimologico e cala nella società d'origine i termini più utilizzati e più significativi della parola di Dio, sulla quale il credente fonda le proprie convinzioni. 55 parole ebraiche tratte dal Vecchio Testamento e 52 greche dal Nuovo Testamento.